Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi stadio Diego Armando Maradona per un'altra live reaction direttamente dallo stadio Napoli-Cremonese, ottavi di finale di Coppa Italia. Prima di tutto lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale anche perché l'abbiamo fatto per voi e siamo qua che sta buttando un vento esagerato, cioè allerta media arancione, non sapeva se dovevamo venire, ma noi siamo qui per voi. Adesso vi presento il mio ospite. Eccoci qui, sono con Paolo. Ciao Paolo. Ciao. Mio secondo ospite in questo format. Ti porto con me allo stadio, ormai sapete, è la seconda volta che faccio questa cosa. Su Instagram vi ho spiegato bene come si partecipa, quindi per chi non mi seguisse ancora seguitemi anche su Instagram, vi lascio il link. Da quanto tempo mi segui più o meno? Un paio d'anni. Ah, ok, quindi fedele. Sì, abbastanza. Ok, e nulla, quindi ci godiamo questa partita, speriamo bene, perché l'ultima volta agli ottavi non ci è andata benissimo in casa con la Fiorentina. Quindi Sottovalutare. esatto, speriamo bene, andiamo dentro con lo stadio e sempre solo forza Napoli. E Portier è entrata la Cremonese, penso che si sente. Dai Waiu! Grandi! Raga, per la prima volta terna arbitrale tutta femminile. Gara di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese, diamo lettura delle formazioni cominciando con la squadra ospite Cremonese. Napoli! Con il numero 17 Mattias! Olivera! Con il numero 91 Tanguy! Dembélé! Il Segna! numero 70 Gianluca! Gaetano! Con il numero 7 della fascia di capitano Enrico! Elmas! Con il numero 18 Giovanni! Simeone! A disposizione! Dai! Benvenuti nell'arena di fuori realtà sempre e comunque Forza! Napoli! Dai! È uno culo visto, perché guardava la receta a spazio, troppo bene. No! Lo sapevo! Era un culo mocca esagerato, rimballo. Cioè, chi l'ha fatto dire? Hai dice rimballo c'è da fare in coppia di persone. Ma lo sapevo! Assurdo! Oh, è fallo! È fallo in da festa esorata! È fallo! Ma com'è possibile? Madonna, mamma mia! Un rigore in movimento, ma no! Sì, ma non è possibile che ogni volta che noi tiriamo che si partono in contropiede e stanno tutti i passaggi in dall'aria! Oh, è... No! Ha segnato il numero
fine primo tempo 2-1, siamo partiti un po' maluccio, abbiamo subito gol, però poi abbiamo avuto una giusta reazione, una pronta reazione, 2-1, contento per il gol del Ciolito che torna al gol, ci vediamo tra poco nel secondo tempo. Che prova la rovesciata, io non spugliava a nulla. Fancillo fu gol. No! Fancillo fu gol a Elmas. Però che rottura di palla, poi quando abbia chiove. Non ci voglio credere, non ci credo, la Cremonese 2-2, non ci credo. I tempi supplementari, me ne ha preso stasera. C'ha rato un giallo, c'ha rato. A fa bocca no, non è rosso, a fa un culo, non ci credo, palo interno, non ci credo. Mamma mia, che ha combinato, Victor. Che sono sapona! No! Maro che sta mangiando! Aiuto, calci di rigore. Per la prima volta allo stadio vediamo i calci di rigore, almeno io. Buttando un vento e sta piovendo in maniera clamorosa, infatti guardate le condizioni, speriamo bene, speriamo che almeno ne valga la pena. Calma, ha segnato un EU. Calma, sta morendo due, calma. Sì! Dai Lobo, dai, te prego. Dai Lobo! Oh, pozzo sbaglia! Sbaglialo! Mamma mia, non l'ha miss Victor, è l'ultimo per noi. In rotta, L'ultima speranza, l'ultima speranza. Pozzo sciulia, quando tira, a sciuliare, devi scivolare, scivola! Sbaglialo! Ti prego. Ti prego, sbaglia. Ma che chi t'ha morto? Ma che spacci, ma Cremonese. Ma Cremonese, 10 loro stanno esultando l'angolo qui. 10 loro sono contati. Hanno fatto il bagno, hanno pigliato il vento. 107